lago della Stua, nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in Veneto. Le montagne feltrine e i colori tenui del bosco autunnale si riflettono nel lago in questa giornata nebbiosa. Sembrano indicare una direzione. La mia meta è lassù, oltre i 1700 metri di quota, sospesa fra rocce calcaree e nuvole, i piani eterni. Sono 1000 metri di dislivello, 4 ore di salita continua. I rumori ci accompagnano sempre, ma noi raramente ci facciamo caso. Eppure qui si può sentire il rumore del vento fra questi faggi, il gorgoglio lontano del torrente, un cinguettio di uccelli e anche il battito del mio cuore, accelerato dalla fatica. Stavolta sono alla ricerca non tanto di un paesaggio, ma di un suono che vive in questo paesaggio, un suono raro e che si può ascoltare una sola volta all'anno, ora. I piani eterni, questa valle sospesa fra boschi, pascoli, pareti calcaree. È una delle zone nucleo del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Non è chiaro perché si chiami così, forse un riferimento alla sua bellezza immutabile nel tempo. Oppure perché stare qui ti fa sentire parte della sua eternità. Questi pascoli d'alta quota sono l'ideale per molti erbivori, cavalli allo stato brado, le immancabili mucche alpine che in questa stagione però sono già a valle, e poi caprioli, camosci. Ecco, vedo già la sagoma di 2 di loro che mi osservano dalla cresta. A poca distanza da me 2 malghe. Saranno la base per scoprire i piani eterni e soprattutto per ammirare il paesaggio sonoro che sto cercando e che già sento in sottofondo crescere poco alla volta. Questa è la malga Herrera Brendollo, un bellissimo esempio di architettura agricola alpina. Qui in passato c'erano 500 mucche, una bellissima stalla con degli archi le ospitava. Mentre scende la notte, una creatura si materializza dalla nebbia e subito scompare. All'alba l'altopiano mi accoglie silenzioso e io mi avventuro nel paesaggio. I mufloni si fermano curiosi a sorvegliarmi da lontano. Ma è solo per un momento.
più tardi. Le nuvole ritornano fra le cime. L'estensione dei piani eterni non è grandissima, pochi chilometri quadrati, ma l'orientamento è complicatissimo. Perdersi fra i pini mughi è molto semplice e non sarei il primo. Bisogna restare sul sentiero che ci permette di attraversare il bosco e sbucare quasi sulla luna. Calcare e dolomia, rocce dolomitiche e calcare dovunque, scolpite in 1000 forme dall'acqua, aguzze, taglienti, bianche. Fanno assomigliare tutto questo a un deserto di roccia, anzi, visti i crepacci, a un ghiacciaio di roccia. Queste formazioni hanno un nome scientifico, si chiamano carren e sono frutto dell'erosione della pioggia, del vento, del gelo e ci fanno capire meglio come evolve il cuore di queste montagne. La roccia si spacca, si frattura, l'acqua penetra più in profondità e crea un altro paesaggio straordinario. Il pomeriggio ormai è inoltrato e finalmente comincio a sentirli. È un suono basso che riempie l'aria di vibrazioni, un muggito, quasi un urlo trattenuto. È il bramito del cervo. La stagione degli amori è cominciata. C'è un'atmosfera nebbiosa che non mi permette di vedere molto bene, ma credo proprio... Sì, è lui, il re del parco, il Cervus nobilis. Bellissimo. Cervus nobilis perché ha questo incedere con il mento alzato, il collo proteso. I maschi che sono stati solitari tutto l'anno incontrano gli altri maschi e si comincia a lottare per il possesso delle femmine. Il bramito tanto più è profondo, grave e potente, tanto più vuol dire che il maschio è grande, forte. Ecco, arrivano altri maschi. Vedete, il cervo più grande gli va incontro, ma i giovani rifiutano il combattimento e si allontanano. E infatti il cervo vincitore comincia subito a fare il pastore, cioè raduna le femmine, guardate, un po' come un gioco di scacchi. Ecco, guardate, sta bramendo, sta affermando il suo potere sulle femmine, sull'harem, sul territorio. Adesso struscia le corna per terra, è un segno di evidente eccitazione. L'oscurità ormai è calata, sta per cominciare una notte piena di confronti, incursioni nell'harem, furti di femmine. I giovani maschi conosceranno sicuramente qualche sconfitta e anno dopo anno diverranno più forti. La stagione dei bramiti dura poco, appena un mese. Poi i maschi torneranno solitari e le femmine dovranno affrontare la gravidanza mentre arriva il freddo negli scenari splendidi dei piani eterni.